Dopo il pareggio dell'Olimpico contro la Lazio per 1-1, il Chievo torna alle Bentegodi e ospita il Bologna. Assenti per squalifica Pinzi, Rigoni e Mandelli, al loro posto Bentivoglio, Iori e Morero. Il Bologna che cerca di caricarsi poco prima dell'inizio della partita, e del Bologna che parte proprio bene. Siamo al primo minuto, c'è una palla che viene messa dentro da Mudingai e prova a trovare il gol di Vaio, ma la palla che finisce fuori di poco alla sinistra della porta difesa da Sorrentino. Allora il Chievo prova a controbattere con Iori. Siamo al settimo minuto, il tiro da fuori del centrocampista che ha preso il posto di Rigoni, la palla che finisce alta sopra la traversa, nessun pericolo per la porta difesa da Colombo. E ancora il Chievo, la sventola di Luciano al nono minuto, anche qui brividi per la porta di Colombo, ma nulla di fatto, si rimane sullo 0-0. Ancora il Chievo che ci prova pochi minuti dopo il tiro di Luciano e la palla a incrociare di Pellissier, nulla di fatto, la palla che scivola in fallo di fondo. Passiamo al decimo minuto, a rompere l'equilibrio ci pensa Marco Di Vaio, gli arriva un bel pallone invitante, qui la difesa del Chievo un pochino dorme e l'attaccante beffa Sorrentino che forse accorcia un pochino troppo in ritardo e quindi subisce il gol dello 0-1, doccia gelata per il Chievo che aveva sicuramente fatto molto meglio nei primi minuti di gara, però come vediamo è l'attaccante Marco Di Vaio a trovare il gol che porta in vantaggio il Bologna, e quindi tutto da rifare per il Chievo. Il Bologna che prende coraggio, siamo al 13°, guardate che bel tiro di Ada Hilton al volo di destro che non è neanche il suo piede, si salva in calcio d'angolo Sorrentino e si lamenta un po' anche con i suoi compagni di squadra. Al 14° il Chievo prova ad alleggerire, Pellissier ancora ad incrociare, nulla di fatto, il pallone che scivola ancora una volta in fallo di fondo. Siamo al 31°, arriva Sardo dalle retrovie, ormai prende gusto ad avvicinarsi alla zona gol, il tiro del difensore che finisce sull'esterno della rete, pochi pensieri per Colombo. Passiamo al secondo tempo, arriva il pareggio del Chievo, il cross di Mantovani, bravo a mettere dentro, Pellissier arriva e mette in gol l'1-1 che riporta tutto in equilibrio, secondo gol consecutivo per Sergio Pellissier dopo quello realizzato contro la Lazio proprio all'Olimpico. Un momento di buona condizione per l'attaccante del Chievo, il capitano numero 31. Siamo al 12°, guardate l'occasione incredibile di Gimenez, solo tu per tu con Sorrentino, il tiro parato dal portierone del Chievo che salva il risultato sull'1-1. Ci prova allora Bentivoglio al 25° a sorprendere Colombo che devia la palla sopra la traversa al 33°, l'ultimo pericolo diciamo così per il Chievo, con Luciano che rischia l'autogol. Non succederà più nulla, le squadre si accontentano del pareggio, finisce 1-1 tra Chievo e Bologna.